Lo stupro di un dodicenne nei pressi della stazione centrale, poi altri casi di pedofilia a Cicciano, Massa di Somma, Bosco Reale, Napoli come Roma, Bologna, Milano nella proiezione di certi delitti. Sbiadiscono i nostri distintivi malavitosi, droga, racket, agguati di camorra, realtà spiazzate da ben altre retoriche della sicurezza. Irrompe la violenza dell'ordinario, un male più mentale e meno banale. Coprifuoco sui giardinetti pubblici, pensieri viscidi su cattive strade, l'incubo dei campi rom. Il grido della paura può generare l'eco della vendetta, della reazione fai da te, della giustizia sommaria. Allora ronde contro pedofili, ronde a fianco dei turisti. Anche a Napoli inizia la conta del decreto Maroni. Ma a chi tocca realmente la sicurezza? Le ronde, effettivamente noi ci siamo contrapposti a questa decisione per due ordini di motivi. Il primo, che sicuramente noi leggiamo da questa decisione una sconfitta dello Stato. Il secondo motivo, con l'attuazione di questo sistema, le ronde non faranno altro che aumentare, no, quelli che sono i compiti delle forze dell'ordine. Il governo, che sfama le ansie popolari di sicurezza, intanto prescrive una dieta ferrea ai suoi difensori dell'ordine. Il sindacato di polizia SIAP denuncia le carenze dei fondi governativi, poliziotti appiedati perché mancano pure i soldi per riparare le auto, senza contare che resiste un blocco del turnover dal 2002. Cambiano i governi ma il braccino resta sempre corto. Voci dal Ministero dell'Interno fanno rabbrividire. Con pensionamenti e esodi incentivati si vorrebbero abbattere entro il 2011-2012 circa 17.000 unità. In Italia si raggiungerebbe la soglia minima di circa 80.000 poliziotti, irrisoria al cospetto anche degli incrementi demografici. Il ministro si difende. Per il 2009 ha aumentato il fondo sicurezza di 649 milioni. Secca la replica del sindacato. Ben 580 milioni di quell'incremento servono a coprire gli aumenti contrattuali del biennio precedente. Quindi un mare di servizi di polizia resta ancora a secco. Mancano infatti 16 milioni per il lavoro straordinario, altri 16 per l'ordine pubblico, 13 milioni per spese telefoniche, 6 milioni per l'armamento e 7,5 milioni per informatica e trasferte. A Napoli poi le forze di polizia sono sempre più spuntate. Ad oggi la questura di Via Medina ha ben 167 macchine ferme, 76 pronte per essere riparate. Basterebbero semplici ricambi o un rabocco d'olio. Peccato che tutto l'autocentro di Napoli può avvalersi di soli 2 meccanici e di 2 collaudatori. Risultato: uffici di prevenzione generale e di prevenzione del crimine a corto di auto. Lo sforzo di Maroni per Napoli? Giusto 101.000 euro per la motorizzazione e 5.000 euro per la polizia stradale, stanziati in queste ore. La questura sentitamente ringrazia, ma la scarsezza dei fondi strazia soprattutto gli organici. Nei commissariati di Napoli e provincia si registrano carenze nel fabbisogno di personale non inferiori al 10-15%. Emblematico il caso di Pozzuoli. Un solo ispettore si occupa dell'attività di iniziativa giudiziaria. Si risparmia su tutto, anche sui contratti con le ditte di pulizia, che per rientrare nei costi riducono i servizi al lumicino. Pensare che nel commissariato di Ischia c'è un solo addetto che per un'ora al giorno deve provvedere alla pulizia di 10 uffici e degli alloggi collettivi. La soluzione del problema è cioè investire in sicurezza dando più mezzi alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Ci fa piacere che il cittadino possa percepire maggiormente la sicurezza attraverso le pattuglie miste, però di fatto noi andiamo a risolvere ben poco. I militari, noi abbiamo detto in diverse sedi, sono ben accetti laddove riescono ad assolvere a compiti non di pattugliamento, ma riescano magari a togliere il poliziotto da un obiettivo fisso, da un piantonamento, perché ci consente di recuperare personale e quindi sfruttarlo per il controllo del territorio. Prima delle ronde era scattato il turno delle forze armate, altro colpo basso per la polizia. Quei 3.000 militari affiancati ai poliziotti in città sono costati 31,2 milioni di euro per il solo 2008. Una generosità sospetta da parte di un governo che appena insediato si aveva tagliato 100 milioni del fondo sicurezza.
Si denudano i poliziotti e si confida su ronde disarmate. Sarà che in tempi di crisi economica si riscoprono le virtù contadine, ma questa è sicurezza da spaventapasseri, sperando che criminali e malintenzionati non siano più furbi degli uccelli, che se potessero parlare i volatili di casa nostra di ritorno dal Monte di Dio racconterebbero di una caserma gloriosa, la Nino Bixio, dove l'intonaco cade a pezzi e il riscaldamento è fuori uso. Oltre allo Stato ci si mettono pure gli enti locali. Già, l'immobile è di proprietà del comune. Pare che il vice sindaco abbia promesso a breve un aiutino economico. Ecco, il quadro delle virtù è completo. Prima si chiamava politica, adesso sembra la Caritas.